Grazie. Chiudiamo la pagina politica con un collegamento telefonico. Abbiamo con noi in linea Rosario Padovano, perché potremo parlare di un colpo di scena. Rosario, spiegaci che cosa è successo. È davvero clamoroso, sensazionale quello che è accaduto e che abbiamo saputo proprio mentre è in corso il dibattito sulle infrastrutture a Bibbione con il ministro Altero Matteoli. Dunque Giorgio Vizzon, il deposto sindaco di San Michele al Tagliamento, è un ex deposto perché è tornato in sella. La Corte Costituzionale ha dato ragione alla sua giunta dopo l'ennesimo ricorso che era seguito al blocco delle dimissioni, le dimissioni in blocco dei ex consiglieri di opposizione e 4 di maggioranza, una vicenda che ha tenuto condensato sospeso per tutta l'estate. Era arrivato per ben 2 volte il commissario a San Michele al Tagliamento, adesso la Corte Costituzionale ha dato la parola, il Consiglio di Stato ha dato la parola fine a questa burrascosa vicenda. Johnson continuerà a governare a San Michele al Tagliamento per i prossimi 4 anni, farà dunque il sindaco di San Michele e Bibbione. La Corte Costituzionale gli ha dato ragione. Scusa, sai per caso, anche se non sai non importa, le motivazioni per le quali è stato rimesso al suo posto, cioè che cos'è che è stato contestato rispetto al passato? Il Consiglio di Stato ha praticamente dato ragione al loro ricorso, sostanzialmente ha stabilito che alcuni punti del ricorso presentato dagli altri non andavano bene, dando ragione al sindaco uscente. Bene, quindi allora si ritorna a quanto tempo fa? Quando sono state le elezioni in quella zona? Le elezioni nella zona di San Michele al Tagliamento Bibbione sono state nel 2008. Giorgio Vizzon però continuerà in base a questa decisione a governare, per cui sarà lui il sindaco di San Michele e ormai non si andrà più alle elezioni perché è stata effettuata la surroga dei consiglieri che si erano dimessi. Quindi insomma ci hanno anche rimesso. Bene, sì, magari la Suprema Corte, sì, il Consiglio di Stato ha dato per buona quella firma famosa che era stata presentata da quel consigliere che in un primo momento le aveva presentate e che poi le aveva ritirate. Certo, magari ne ragioniamo domani con calma in un altro collegamento. Grazie comunque. La notizia è che Giorgio Vizzon continuerà a fare il sindaco di San Michele. Grazie quindi a Rosario Padovano.